Zona transennata, via Fogazzaro, La Palazzina, Cavazzale, frazione di Monticello Conte 8, dove stamattina intorno alle 11 è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, Tiziano Segato, di 64 anni, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato trovato riverso in casa al piano terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme e indicare l'abitazione ai carabinieri sarebbe stato un uomo che ora sarà sentito dagli investigatori. Nell'abitazione, oltre al personale sanitario, hanno lavorato carabinieri, gli uomini della scientifica, gli investigatori della squadra mobile, affiancati dal pubblico ministero Blattner, per far luce sull'accaduto, dai contorni ancora tutti da chiarire, per cui non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio. Rilievi sono stati eseguiti anche nella piazza adiacente alla ricerca di informazioni che possano essere utili a ricostruire la vicenda. Piazza dove insiste una scuola dell'infanzia chiusa per le festività, sul posto a seguire la vicenda il primo cittadino. Non c'erano le scuole aperte perché in questa piazza c'è una scuola materna parrocchiale e non ci sono, infatti era qui prima anche un insegnante di questa scuola materna, ha detto per fortuna non c'erano qua i bambini.